Il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, andiamo quindi a sentire quali sono le parole dei tifosi in merito all'ipotesi Paulo Sousa e anche alla critica mossa dai tifosi della Salernitana proprio contro il tecnico portoghese accusato di tradimento. La questione allenatore continua a tenere banco in casa Napoli. Il nome di Paulo Sousa si è fatto molto frequentemente in queste ore, c'è stata anche una cena fra il presidente De Laurentiis e Paulo Sousa. A Salerno già dicono scalciano e dicono che lui sia un traditore. Innanzitutto ti piacerebbe questo nome e poi cosa ne pensi della reazione dei salernitani? Giusta? Non è stata proprio una buona idea da parte di Paolo Sousa, penso. Paolo Sosa non mi piace come allenatore principalmente perché non rispetta il 4-3-3 perpetrato dal Napoli negli ultimi anni. La reazione dei salernitani è una reazione soggettiva di una tifoseria non abituata ad un alto livello di classifica né a un alto livello societario. Oggi sono tutti dei professionisti e vanno dove è giusto che sia a trovare un'offerta più vantaggiosa ma anche una vetrina migliore per la loro professionalità. A mio parere lui sta facendo delle buone cose. Infatti questa risposta da parte dei tifosi non mi sembra molto adeguata perché comunque da allenatore lui più di questo non può fare. Niente. Certo che mi piacerebbe, secondo me potrebbe fare delle belle cose. La reazione dei salernitani sono, secondo me, da pazzi. Sosa mi piace tanto. Sì, andrebbe bene per il Napoli. Tra i tanti nomi fatti per la panchina del Napoli per sostituire Luciano Spalletti, anche dei mostri sacri della panchina, e andiamo a sentire quindi quali sono le reazioni dei tifosi a un possibile sogno sulla panchina azzurra fra degli allenatori molto vincenti. Si stanno facendo anche grossi nomi per la panchina, te ne faccio 3 o 4 di quelli che sono emersi negli ultimi giorni. Klopp, Zidane, Mancini o Galtier. Sognando fra questi 4 chi sceglieresti e perché, e magari chi non sceglieresti fra questi. Sicuramente non sceglierei Mancini e sceglierei Klopp per la sua esperienza internazionale, per la sua professionalità. Forse l'unico handicap è che è uno dei pochi allenatori che non parla italiano e quindi avrebbe difficoltà, ma oggi le società sono strutturate per dare assistenza anche sotto questo aspetto. È sicuramente un allenatore che ha dimostrato di saper gestire le rose, ma credo rimanga un sogno perché l'esborso sarebbe fuori dalla portata di un club con dei paletti economici come il Napoli. Questi 4. Klopp e non vorrei a Zidane. Come mai? Zidane è juventino, è ex juventino, non andiamo bene. Mancini. Perché? Perché a mio parere potrebbe fare delle belle cose e la squadra sarebbe, potrebbe accettarlo meglio. Sui social qualcuno ha criticato il presidente De Laurentiis, colpevole di non aver ancora annunciato il nuovo allenatore del Napoli. Sentiamo quindi qual è l'opinione dei tifosi in merito a questo argomento. A un mese di fatto dall'inizio della stagione, anche meno, il Napoli è ancora senza allenatore. Qualcuno, soprattutto sui social, sta accusando De Laurentiis di una tardiva risposta a questo mancato rinnovo di Spalletti. Tu cosa ne pensi? Credi che il presidente magari sia stato beccato per la prima volta alla sprovvista? Non credo. Penso che lui dal punto di vista imprenditoriale sia una persona molto intelligente. Il vantaggio di questa società è che è one man show, quindi lui decide in tutti i settori, lui decide per qualsiasi decisione, scusi il contrasto di parole, ma è stato poi alla fine la sua carta vincente. Lui ha detto che entro il 28 di giugno sarebbe venuto fuori il nome dell'allenatore, oggi è 14 e quindi ha ancora un po' di tempo. Caccerà il suo asso dalla manica, fino ad ora ne ha sbagliati pochi, a dire la verità, a parte in tempi passati come Ventura, sì, Donadoni che sicuramente abbiamo preso in un momento difficile. Sicuramente il suo diciamo, progetto è trovare qualcuno che possa perseverare con il 4-3-3 per evitare di stravolgere la rosa. Le critiche fanno parte della nostra vita, non saremo mai tutti contenti, anche se qui domani mattina venisse Guardiola troveremo qualcuno che ha la capacità di trovare da ridire. Allora, certo, a mio parere è tardi, perché comunque bisogna sbrigarsi, però penso che comunque lui abbia un piano, se no non l'avrebbe fatto.
non avrebbe aspettato tutto questo tempo. Grazie. Io penso che il presidente è un tipo particolare, dobbiamo solo lasciarlo stare lavorare e basta. Ci farà sognare di nuovo. Speriamo, grazie.